Vincere il Campiello, un premio come il Campiello è un sogno veramente, è una gioia che è difficile descrivere. Poi devo dire, nel mio caso, io sono un'autrice non fiction, quindi mi muovo tra generi un po' diversi, è stata veramente una sorpresa. In realtà è come ho realizzato un sogno che non mi ero neanche mai concesso di avere. Sono stata proclamata vincitrice, ho avuto un'emozione fortissima e proprio quasi la sensazione fisica che tutte le donne, le partigiane che avevo raccontato, fossero con me sul palco. È stata una sensazione molto forte perché questo mio lavoro sulla resistenza delle donne è proprio nato dal mio desiderio di offrire un affresco corale che facesse incontrare a quanti più lettori possibili i volti e le voci di queste donne dimenticate dalla storia, che invece hanno avuto un ruolo fondamentale non soltanto nella guerra di liberazione dell'Italia dal 43 al 45, ma anche dopo. E per me è stato molto bello come tante lettrici e lettori hanno proprio sentito questa linea di continuità e in qualche modo hanno proprio avuto la sensazione di incontrarle, di scoprire un tesoro nascosto e al tempo stesso attraverso loro guardano alla realtà italiana in modo diverso. Misurano da una parte il cammino che è stato fatto, dall'altra quello che ancora c'è da fare. Purtroppo la cronaca di questi giorni ce lo propone in maniera anche drammatica, però quelle donne offrono anche un esempio di grande forza sul fatto che bisogna proprio continuare a lottare per far sentire la propria voce e per conquistare i diritti che ancora non ci sono. Il rapporto con il Premio Campiello è un rapporto che dura da più di 10 anni, è un rapporto nel quale il Consorzio del Conegliano Valdobbiadene vuole investire nella cultura ovviamente nell'ambito delle nostre colline, ma una cultura anche più ampia, e in questo caso avere qui la vincitrice del Premio Campiello significa davvero aver creato una comunione di intenti nel voler proprio comunicare la cultura. Questa sera tra l'altro è un libro dedicato al valore delle donne e devo dire che in questo momento è ancora più importante, ancora più incisivo, proprio per riportare alla luce la grande personalità del mondo delle donne.